Relazione semestrale. Nell'Agrigentino forte la presenza della Stidda. I problemi del Politi discussi in assemblea dopo l'incontro in prefettura. Intervista al vicepresidente dell'ARS sul voto e sui progetti per il futuro. Calcio e Fortitudo nella pagina sportiva. Buongiorno da TVA Notizie. Come avete sentito nei titoli, relazione della DIA sulla criminalità organizzata, il servizio di apertura di Arturo Cantella. Pubblicata nel sito del Senato della Repubblica la relazione semestrale della DIA presentata dal Ministro dell'Interno relativa all'analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso del secondo semestre del 2021. L'analisi viene realizzata sulla base delle evidenze investigative e giudiziarie e di prevenzione e conferma ancora una volta che il modello ispiratore delle diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso appare sempre meno legato a eclatanti manifestazioni di violenza ed è invece rivolto verso l'infiltrazione economico-finanziaria. Ciò appare una conferma di quanto era stato già previsto nelle ultime relazioni ed evidenzia la strategicità dell'aggressione ai sodalizi mafiosi anche sotto il profilo patrimoniale, tesa ad arginare il riutilizzo dei capitali illecitamente accumulati per evitare l'inquinamento dei mercati e dell'ordine pubblico economico. Una direttrice d'azione importantissima che ha consentito sino ad ora di ridurre drasticamente la capacità criminale delle mafie, evitando effetti che altrimenti sarebbero stati disastrosi per il sistema del Paese. Lo scorso 21 ottobre 2021 la DIA ha celebrato nel Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, i suoi 30 anni di attività. Da quella data è previsto un percorso che ha coinvolto 24 città, con l'esposizione dell'antimafia itinerante, una mostra che ha raccontato la storia e i successi della DIA. La mostra fotografica, denominata Antimafia itinerante, ha percorso il paese tramite 34 pannelli con foto, immagini e cronaca dei giornali, ha rievocato 30 anni di storia e di passione delle donne e degli uomini della DIA nell'azione di contrasto delle mafie. Anche la nostra città ha avuto ospitata la mostra fotografica al Museo San Nicola. L'esperienza anche in termini di testimonianza alla nuova generazione della storia e della cultura antimafia ha raccolto lusinghieri risultati ed è stata visualizzata da oltre 200.000 persone. L'antimafia itinerante ha inoltre evidenziato numerosi ambiti di intervento della DIA che spaziano dall'azione giudiziaria e preventiva antimafia a quella del contrasto all'infiltrazione criminale nel settore degli appalti pubblici a supporto delle prefetture, fino all'analisi e allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette in stretta collaborazione con l'Ufficio di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nella lotta al riciclaggio. Si è conclusa ad Agrigento la mostra Le forme dell'acqua, usi, gestione e paesaggio nell'antica Agrigento. La mostra era allestita presso il comando provinciale dei Carabinieri. Vediamo il servizio. Si è conclusa ufficialmente la mostra archeologica denominata Le forme dell'acqua, usi, gestione e paesaggio nell'antica Agrigento, allestita presso la caserma del comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Biagio Pistone. La mostra, nata dalla collaborazione tra il Parco Paesaggistico e Archeologico Valle dei Templi di Agrigento e il comando provinciale dei Carabinieri, si è sviluppata come un racconto intorno a un tema di grande interesse per la città antica, con un indubbio richiamo alla città moderna. Gli usi e la gestione dell'acqua nell'antica Agrigento sono stati narrati attraverso un percorso che ha previsto l'esposizione di reperti provenienti da ricerche antiche e recenti, supportati da un apparato didattico bilingue. Durante i 6 mesi di esposizione la mostra ha avvicinato 1 migliaio di visitatori al patrimonio culturale di questa provincia, presentato all'interno di un presidio di legalità dal grandissimo valore simbolico, quale è appunto la caserma dei Carabinieri Biagio Pistone, un pezzo di storia del locale patrimonio di archeologia pubblica. La caserma è stata aperta ai cittadini, sostenendo con forza l'idea che l'educazione al rispetto del patrimonio culturale attraverso la sua conoscenza rappresenti un aspetto importante dell'educazione alla legalità, veicolando in tal modo messaggi e valori universali. Si è voluto ricordare il prezioso contributo fornito da circa una decina di soci della locale associazione
dei carabinieri in congedo, i quali in tutti i fine settimana sono stati ben lieti di accogliere e accompagnare coloro che desideravano vedere la mostra e conoscere gli spazi della caserma. A ognuno di loro il comandante provinciale, colonnello Vittorio Stingo, ha consegnato un riconoscimento per la generosa disponibilità dimostrata e l'encomiabile impegno prestato. Imprenditore di Racalmuto finito nei guai per evasione fiscale. C'è il servizio. I militari del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a 2 decreti di sequestro preventivo di denaro e altri beni mobili e immobili ai fini della successiva confisca nei confronti di un imprenditore originario di Racalmuto, provincia di Agrigento, indagato per omessa dichiarazione dei redditi prodotti in Italia ed emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dall'ufficio del GIP presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'indagine giudiziaria scaturisce da un'attenta verifica fiscale condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì, che ha contestato all'imprenditore racalmutese di essere l'artefice di un sistema evasivo cosiddetto esterovestizione. Secondo la prospettazione accusatoria, infatti, l'imprenditore avrebbe fittiziamente stabilito all'estero, precisamente in Moldavia, il domicilio fiscale di una società che produce cofani funebri, di cui lo stesso è amministratore, gestita di fatto in Italia utilizzando una seconda società di diritto italiano con sede a Racalmuto, dallo stesso gestita ancorché formalmente amministrata dalla moglie, in realtà priva di una effettiva struttura aziendale per l'esercizio dell'attività d'impresa, per creare mediante il ricorso all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, fittizi rapporti triangolari tra la società esterovestita e le imprese acquirenti italiane. E veniamo alla scuola Assemblea ad Agrigento sui problemi del Politi dopo l'incontro in prefettura. Arturo Cantella. Allora, ieri avete avuto un incontro col prefetto e con il commissario della provincia, oggi assemblea cosa avete deciso? Giulia San Filippo. Allora, innanzitutto adesso discuteremo di tutti i punti, tutto quello che ci hanno concesso ma anche tutto quello che non ci hanno concesso. Sicuramente grazie all'aiuto degli alunni, dei telegiornali, del signor Buscemi abbiamo ottenuto molto e continueremo ad ottenere il possibile che potremmo. Ecco, ritornerete al vecchio istituto, qual è la soluzione che vi hanno prospettato? Ovviamente ci sono delle problematiche che sono ancora da risolvere. Il problema essenzialmente non è in mano nostra, non è nemmeno un problema della preside. Vedremo cosa fare, se torneremo o meno nel vecchio istituto. Innanzitutto abbiamo ottenuto di nuovo un nuovo sopralluogo e questo è importante perché non ci si voleva concedere manco questo e i tecnici poi adesso stanno verificando come sarà la situazione per poter tornare in sicurezza, perché prima dello studio, che è importantissimo, bisogna essere sicuri. Quindi lunedì tornerete regolarmente nelle classi? Con i giusti presupposti, con la giusta sicurezza si spera in un ritorno in tranquillità. Salvatore Ferro, sono studente del Majorana allora innanzitutto ringraziamo tutti gli studenti del Foderà, del Majorana, della centrale, della sede centrale, comunque di tutto il Politi e anche i ragazzi di altre scuole che ci hanno sostenuto in questa lotta, diciamo. Grazie a loro appunto siamo riusciti ad arrivare davanti al prefetto, a parlare con il prefetto, con la dirigente della scuola in modo cordiale e sensato. Il prefetto infatti non è stato disponibile al 100%, infatti ci ha ricevuto in giornata stessa, sappiamo che non è facile farlo, però è stato super disponibile, ci ha accolti in maniera del tutto... Quindi lunedì si ritorna nei banchi? Aspettiamo ora la risposta dei tecnici che sono stati mandati sia dalla Curia che dalla provincia a scuola, sia per l'elettricità, perché c'erano stati quei problemi con la luce e le prese, sia per i calcinacci, quindi diciamo la parte edile. Segretario, allora si conclude con l'assemblea dei ragazzi. Oggi voi avete sostenuto come sindacato gli studenti in questo incontro?
Sì, mi permetta di esaltare ancora una volta il delicato e determinante ruolo che la Prefettura ha assunto. Bene abbiamo fatto ieri a chiedere l'aiuto delle Sue Eccellenze il Prefetto, perché si è fatto un po' di chiarezza. Siamo delusi rispetto ad una chiusura totale, inizialmente neanche voleva motivare le ragioni del no del commissario a un trasferimento delle altre 11 aule al vicino Foderà, ne hanno trasferiti 6, ci sono margini, spazi e locali per trasferire gli altri 11, c'è stata una chiusura incomprensibile con un taglio netto laddove persino inizialmente si rifiutava di darci le motivazioni. Non l'abbiamo compreso e non riusciamo a comprenderlo, solo alla fine, pressato da noi, ci dice abbiamo avuto una richiesta di 6 aule e abbiamo risposto positivamente. Corretto, abbiamo preso atto di questo. Ora chiediamo però perché e chi ha il dovere di chiedere di concedere altre 11 aule per mettere nel frattempo in sicurezza quel cantiere, perché ormai si tratta di un cantiere, se è vero come ci hanno promesso che inizieranno a breve i lavori, anche se il cantiere sarà aperto di pomeriggio, è ovvio che ci sarà un bel da fare ogni giorno nel pulire i locali e provare a renderli vivibili. Qui ci sono ragazzi che hanno portato certificati medici di essere allergici alla polvere e quindi davvero continuiamo ad avere grossi problemi. Stamattina facciamo il punto della situazione, stiamo informando i ragazzi di quello che è successo ieri. Dopodiché siamo in attesa perché ci è stato detto verbalmente che ci sarebbe già sarebbe stato ieri un primo sopralluogo dei tecnici della provincia, oggi ci dovrebbe essere anche un sopralluogo per quanto riguarda il pezzo che è in affitto dei privati. Se oggi avremmo contezza che c'è certificazione laddove esclude qualunque pericolo per la salute dei ragazzi, lunedì, restando anche in uno stato di agitazione, potremmo valutare l'idea di ritornare in classe. Deve essere chiaro però che allo stato attuale prioritariamente c'è il problema del diritto alla salute, prima ancora del diritto alla scuola, ma non è secondario, quindi nessuno si illuda che riprendendo le lezioni si possa accettare di mandare i propri figli, di entrare in classe in un ambiente con cantieri, con tutto quello che ho spiegato prima, dove non ci sono spazi per la ricreazione e dovrebbero essere obbligati a farle in classe, dove non ci sono per attività motorie, hanno inibito l'attività fisica e dove ci sono anche situazioni indicibili per quanto riguarda la presenza degli sfortunati ragazzi che presentano delle disabilità. Quindi lo stato d'agitazione non è revocato e da lunedì monitoriamo cosa si mette in campo e qual è la tempistica per rendere quell'istituto in condizione di avere dei ragazzi al loro interno. Allora, iDesign del 2022 è una manifestazione che è cresciuta tantissimo, sta raccogliendo l'eredità degli anni passati. È un'eredità che è fatta di incontri, quindi di scambi, di collaborazioni molto importanti che si sono create non soltanto in Italia o nel territorio siciliano, quindi il fare squadra, una sinergia importante, ma anche con degli interlocutori esteri. Quest'anno iDesign presenterà quindi il frutto di tutto questo intenso lavoro, proprio perché appunto come anche il titolo, il tema di quest'anno, quindi che è l'evoluzione creativa presa proprio dal testo di Harry Bergson, del famoso filosofo, appunto iDesign vuole puntare proprio su questo, su questa necessità interiore di tirare fuori quello che è l'aspetto creativo in ognuno di noi, ed è anche un invito a guardarci nell'interno proprio per tirare fuori ciò che è bello e ciò che può essere utile alla comunità, a tutti noi. Quindi. iDesign quest'anno porta un programma molto ricco e anche delle importantissime collaborazioni, come ad esempio quella con lo Studio Forward, che è stato partner della comunicazione, un coinvolgimento dei ragazzi dell'università, quindi facoltà di architettura, alle corso di comunicazione guidati dal professore Diego Emanuele, che hanno
lavorato in tutti questi mesi alla comunicazione dell'evento. Un'altra collaborazione anche molto importante anche con il Ministero della Cultura, la Direzione Generale Creatività Contemporanea, che porterà un progetto di presentazione del bando Europa Creativa al fine di coinvolgere, quindi attivare un coinvolgimento del Sud Italia anche sul tema del design, e il Museo di Chiasso in Svizzera porterà una mostra su Vito Noto, un importantissimo designer siciliano molto conosciuto anche all'estero, che racconterà proprio il suo percorso. E proprio sul tema dell'evoluzione creativa anche tutti gli interventi che sono ospitati all'interno della manifestazione seguiranno proprio questo percorso, quindi l'evoluzione di ogni designer, di ogni creativo coinvolto, che verrà raccontato fino agli esiti, agli ultimi esiti, quelli contemporanei, che saranno appunto visibili all'interno della manifestazione. Arturo Cantella ha intervistato l'attuale vicepresidente dell'ARS Roberto Di Mauro sull'esito del voto e sui progetti in agenda. Onorevole Di Mauro, una vittoria sicuramente importante al fotofinish. Che campagna elettorale è stata? Ecco, facciamo un consuntivo di questa ulteriore esperienza politica. Una campagna elettorale resa complicata dall'abbinamento con le elezioni politiche. I partiti nazionali hanno inciso fortemente sul risultato finale e si registrano percentuali del 30-40% nelle liste che rappresentavano i partiti nazionali, quindi sotto questo punto di vista ci sono state attività diciamo, di natura elettorale che non erano messe nel conto e che hanno però determinato risultati importanti per alcune liste che raggiungendo anche, ripeto, cifre importanti come 6.000-5.000 voti hanno superato le altre liste. Un affollamento al centro con diverse liste diciamo, che hanno pescato tutti nello stesso bacino d'utenza. Ma le liste di centro in questa competizione elettorale erano rappresentate da Forza Italia, dalla Democrazia Cristiana e dalla nostra lista. Nella città di Agrigento e meglio ancora nella provincia di Agrigento si rappresentano un quoziente importante, circa 60.000 voti, che è un dato dal quale bisogna partire. Poi ci sono altre realtà, certamente nel centrodestra, che sono rappresentate da Fratelli d'Italia, che ha avuto anch'esso un buon risultato, ma tutte assieme abbiamo raggiunto ad Agrigento per il Presidente Schifani un risultato significativo che, se ricordo bene, intorno al 51%, quindi la provincia che più ha votato Schifani, il quale si avvia a un percorso anche accompagnato da una maggioranza parlamentare. Questa presenza, questa vittoria come sarà capitalizzata da parte del Movimento dell'Autonomia anche verso la sua persona? Sì. La legislazione regionale recente prevede che gli assessori entrano in attività dopo il giuramento che sarà prestato in aula. Questo potrà avvenire certamente ai primi di novembre. In questo periodo, di qua a quella data, sarà il Presidente da solo a governare. E credo che tutti gli articoli che in questi giorni compaiono sulla stampa sono articoli ad iniziativa personale. Ci affideremo tutti quanti a un confronto con il Presidente della Regione, ci affideremo anche al suo buonsenso, perché giustamente ha dichiarato che vorrà le indicazioni per poi scegliere le persone che a suo parere rappresentano maggiore idoneità per le deleghe che vorrà assegnare. Quindi delega ampia al Presidente della Regione, alla sua saggezza, al suo senso politico delle cose e alla consapevolezza delle difficoltà che ci sono in Sicilia. Onorevole, lei è indicato come uno dei più veterani, diciamo, politicamente alla sua sesta legislatura. Ecco, questo sicuramente le dà un impegno maggiore. Ma non c'è dubbio che con i colleghi dovremmo ragionare, soprattutto con i colleghi della maggioranza, ma anche con quelli dell'opposizione, per immaginare un progetto per questa nostra provincia, al di là delle infrastrutture che sono importantissime. Come cito due per un'evidente necessità, la Santo Stefano Ribera, che già è stato appaltato il progetto, oppure la Castelvetrano Gela, sono strutture essenziali per uno sviluppo ordinato di quello che è il settore della produzione.
Non è pensabile che un percorso come quello di queste due strade attuali possa consentire non solo la valorizzazione di quello che è il turismo, ma anche i costi che le imprese dell'agricoltura affrontano per la commercializzazione dei propri prodotti. Una terra come la nostra deve ancora superare lo scoglio che è quello delle infrastrutture, e come una volta si diceva a proposito della Cassa del Mezzogiorno, la infrastrutturazione è la precondizione dello sviluppo. Per il nostro territorio questa condizione purtroppo ancora permane. Da un'analisi del voto nel suo collegio, nella provincia, c'è chi dice che Agrigento, città del capoluogo, dove c'è il sindaco e diversi esponenti della giunta, non abbia risposto come invece doveva. Sì, occorreva un risultato migliore, non nascondo questo. Complessivamente la lista è andata bene, sono tutte frutto di una serie di attività compiute nel territorio dalla mia organizzazione di partito, dal mio movimento, e un grazie particolare ai candidati che hanno accettato la candidatura, che hanno scelto di starmi vicino, che ci hanno messo l'impegno, la faccia, come posso dire, la disponibilità ad essermi vicino. Ad Agrigento forse si poteva fare di più, comunque è andata lo stesso. Speriamo che per il futuro possiamo continuare intanto a fare il lavoro che abbiamo fatto ad Agrigento, perché in città sono stati parecchi finanziamenti che sono pervenuti. Forse la gente non ha visto gli interventi già realizzati, ma da qui a breve cominceranno i lavori, a cominciare dalla rete idrica. Ecco, lei ci ha anticipato che ci sarà una visita anche del Premier Lombardo qui ad Agrigento? Sì, avremo un incontro col Presidente Lombardo, perché abbiamo deciso della trasformazione del nostro movimento in un'organizzazione di partito, e soprattutto le scelte politiche da fare e la necessità che la nostra idea, per la quale è nato questo gruppo politico nel 2005 dell'autonomia, sia ancora maggiormente più spiccata e più riconosciuta nel territorio dei cittadini, perché o facciamo valere le nostre ragioni e le nostre criticità per essere non in un confronto rivendicativo con Roma, ma in un confronto sereno, per cui la Sicilia possa essere, insieme alle altre regioni del Meridione, al centro dell'azione politica del governo, o l'isolamento continuerà a persistere, e quindi grave nocumento per le nostre famiglie, per il nostro territorio, e il rischio che la Sicilia sia un territorio in cui è tenuto in considerazione da tutto il mondo soltanto nel periodo estivo e poco invece per tutto l'anno. Quindi un'azione di marketing che si deve fare sulla Sicilia, che per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali, il turismo, la commercializzazione dei porti agricoli, favorire la concentrazione dei produttori, perché non è possibile che ancora costoro agiscano singolarmente e quindi sono in preda all'aggressione dei grandi centri commerciali. Un commento della vittoria nazionale della Meloni e del centrodestra. Ma c'è un elettorato che da diverso tempo oscilla. Ha votato Berlusconi in un certo periodo, ha votato poi Renzi, ha votato la Lega, ha votato 5 Stelle, oggi vota la Meloni. La Meloni è un candidato che ha mostrato in questi anni una posizione, devo dire, coerente, opposizione a tutto ciò che non era il centrodestra. Lo ha fatto al governo Draghi. Oggi chi protesta, chi è opposizione, raccoglie consensi. Bisogna passare dalla protesta alla proposta. Non è un momento facile, certamente la Meloni non ha una situazione semplice da affrontare, a cominciare dai costi dell'energia da abbattere, quindi mi auguro che lei possa essere all'altezza, perché per il bene dell'Italia occorre una squadra che sia in grado di essere omogenea e capace di affrontare le tematiche. Finalmente si potrà avere un rapporto con Roma sereno, tranquillo, in particolare mi riferisco a una sua idea sempre avanzata, quella della fiscalità di vantaggio, e invece Roma per ora è stata sempre un po' ladrona delle entrate siciliane, onorevole. La prima questione, credo, del governo regionale è la questione finanziaria.
Non è possibile che negli ultimi 5 anni la cassa regionale sia stata aperta solo 3-4 mesi l'anno con grave nocumento per le imprese. Quindi la certezza che un'impresa faccia il proprio SAL e che lo presenti alla Regione e che possa essere pagato così come prevede il contratto in un tempo ragionevole è la precondizione per un'azione di governo che sia adeguata. Quindi un forte rapporto con Roma, un confronto con Roma e sapere sin dal 1° gennaio quali sono le risorse di cui potrà godere la Regione. Perché a forza di andare avanti come è stata fatta, ancora noi abbiamo 2 rendiconti da dover portare in aula per essere approvati. Quindi noie serissime che ci aspettano in proseguo. Su questo puntiamo sulla capacità, sulle forti relazioni del Presidente Schifani, sia col Governo ma sia anche con l'alta burocrazia del MEF. La seconda questione che noi dobbiamo immaginare è quella di una programmazione seria dei fondi comunitari, perché veda, se noi non riusciamo a programmare i fondi comunitari, il PNR, così come è giusto che sia, i fondi FSC, così come ogni anno verranno assegnati perché abbiamo ricevuto appena una anticipazione, noi solo allora potremo immaginare un'azione ordinata dello sviluppo. Il bilancio della Regione è il punto di riferimento di tutte queste cose, quindi se noi riuscissimo ad mettere ordine ai nostri conti, noi potremmo sapere, così come fa un buon padre di famiglia, a inizio d'anno su quale risorse contare e su quali iniziative dobbiamo fare. Spetta a noi avere poi la responsabilità della spesa, guai a fare cose tanto per spendere, tanto per farlo. Grave il bilancio del maltempo che si è abbattuto ieri sulla Sicilia occidentale. Vediamo. Una violenta bufera di acqua e vento si è scagliata ieri sera tra le province di Palermo e Agrigento sulla strada statale 624 nei pressi di Sciacca, causando danni e ribaltamento di un bus catapultato fuori il guardrail, fortunatamente senza incidenti gravi e lesioni alle persone. Erano le 19:30 quando la violenta bomba d'acqua, fango e fortissimo vento ha scaraventato il bus, pieno di ragazzi che dalla località di Sciacca si spostano verso Palermo fuori strada, completamente rovesciato. Una scena terribile, hanno detto i testimoni arrivati sul posto. Una situazione drammatica, come hanno affermato alcuni tra i presenti, dopo che il bus della linea SAIS è uscito fuori strada. Fortunatamente nessun ferito grave, ma solo tanto spavento. Molti dei ragazzi hanno chiamato i genitori per informarli sull'accaduto e sono scattati immediatamente i soccorsi. Sono arrivati sul posto ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine che hanno cercato di riportare la calma e la serenità nonostante gravissimi danni alle campagne e paesi vicini assaliti dalla bomba d'acqua e da una tromba d'aria violenta. Il maltempo ha provocato danni e allegamenti a Corleone, Contesse Stentellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. Decine di richieste ai vigili del fuoco per i mezzi movimenti terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. Il maltempo si è abbattuto anche su Trapani, la città è stata aggredita da una bufera d'acqua e vento, l'acqua ha invaso alcuni scantinati ed esercizi commerciali. Molte delle strade sono impraticabili e diverse auto sono rimaste bloccate. La Palermo-Sciacca è impraticabile, così come ha dichiarato Leo Ciaccio, sindaco di Sambuca, invasa da un fiume d'acqua e vento. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati e ci hanno chiesto aiuto. È ancora presto per fare una conta dei danni, ma dalle immagini e dei video amatoriali i danni sono veramente ingenti. Appello della CNA di Agrigento ai parlamentari agrigentini eletti all'ARS per un patto sociale di servizio. Un patto sociale di servizio è l'appello lanciato dai vertici provinciali della CNA di Agrigento, diretta da Claudio Spoto, lanciano agli 8 parlamentari agrigentini che andranno a sedere sugli scranni di Sala d'Ercole. È fondamentale che il nostro territorio rimanga costantemente al centro delle attenzioni delle istituzioni politiche regionali, afferma il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto. Non possiamo permetterci il lusso che, calato il sipario sulla campagna elettorale, si spengano le luci o semplicemente si accendano a intermittenza e in modo scordinato rispetto alle criticità che frenano lo sviluppo socio-economico dell'intera provincia. Le emergenze, come
sono tante e gravi, a cominciare dall'attuale incombente insidia rappresentata dal caro bollette, in cui gli effetti rischiano di essere devastanti sia per le imprese che per le famiglie. Serve un serio e convinto cambio di passo, attraverso una visione d'insieme nel segno di un rapporto di reciproca costruttiva collaborazione responsabile. La CNA Agrigentina propone un'autorevole richiesta di coinvolgimento di Sua Eccellenza il Prefetto, incontri istituzionali periodici magari con cadenza trimestrale che consentino in modo organico e incisivo di radiografare la situazione, di fissare di volta in volta gli obiettivi, di monitorare i percorsi individuati e i risultati ottenuti. Riteniamo, continua il comunicato stampa della CNA, che occorre uscire dagli schemi convenzionali e di agire a prescindere dalle appartenenze politiche sul terreno collettivo con un proficuo gioco di squadra, ovviamente nel rispetto dei vari ruoli. Quello nostro, insieme ad altre organizzazioni di categoria, funge da antenna che raccoglie i segnali del disagio e di sofferenza e le istanze di chi lavora e produce. Il nostro partito è e deve essere il territorio, se vogliamo realmente dare segnali di ripresa e di speranza al tessuto socioproduttivo della nostra terra. Agli onorevoli La Rocca Ruvolo, Di Mauro, Cambiano, Savarino, Catanzaro, Gallo, Marchetta e Pace, a cui giungano insieme al Presidente della Regione Schifani gli auguri di buon lavoro da parte della Confederazione, concludono Di Natale Spoto, chiediamo nella consapevolezza che potranno accogliere favorevolmente l'idea di strutturare un piano programmatico condiviso, questo patto sociale di servizio. Al Teatro Pirandello di Agrigento si è tenuto ieri il Pirandello Day 2022 con la premiazione di diversi artisti e la consegna di attestati d'onore, uno dei quali è andato alla poetessa agrigentina Stella Camillieri. Nel 30° della scomparsa è stato ricordato ad Agrigento Mikhail Gorbaciov con un convegno davanti la casa natale di Luigi Pirandello. Il servizio e le interviste di Arturo Cantella. Ma parliamo di questa iniziativa, un albero d'ulivo dedicato oggi a Mikhail Gorbaciov, una personalità, un presidente della Russia. Insomma, come mai il CEPASA ha voluto dedicare questo momento in memoria di un grande statista? Perché io e l'avvocato Giovanni Tesè abbiamo ritenuto opportuno ricordare questo statista che si impegnò tanto per la cooperazione e soprattutto per gli incontri tra l'Est e l'Ovest. Grazie a lui l'Europa dell'Est ritrovò e riscoprì il profumo e la bellezza della pace. Quindi a quest'uomo noi dedichiamo non solo un convegno, ma abbiamo qui messo in mora un albero di ulivo per essere ricordato sempre, non solo per quello che lui ha dato e per quello che lui ha rappresentato nella storia del XX secolo. Credo che sia l'uomo della terza rivoluzione, dopo quella francese e quella dell'Unione Sovietica. Credo che lui fu il più incisivo nel trovare punti di incontro per creare un'Europa tra i popoli e soprattutto la bellezza, perché venissero meno i confini, gli steccati e ci fosse veramente un mondo di pace. E noi, questa terra alla quale ci leghiamo con il Tempio della Concordia, abbiamo ritenuto opportuno ricordare a questo grande statista dell'Unione Sovietica, ma che fu il più grande di tutti gli uomini che si sono battuti per la pace. Lui ha perduto di persona il potere per il bene di tutti i popoli della terra. Avvocato Tesè, un suo commento a questa manifestazione che lei ha voluto partecipare? Ritengo che Agrigento stia tributando questa sera, grazie a Paolo Cilona, al CEPASA e a tanti amici, un riconoscimento giusto e doveroso nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita alla pace e alla libertà dei popoli, cominciando dal suo. Pace e libertà furono i pilastri fondamentali su cui Gorbaciov costruì la sua politica.
le parole chiavi che poi rimasero nel lessico mondiale: perestroica, ristrutturazione, glasnost, trasparenza, democrazia e accelerazione, furono i 4 pilastri su cui Gorbaciov ha fondato la sua linea politica con una visione straordinaria. Gorbaciov ha anteposto ogni interesse personale, ogni interesse di carriera interna, e avrebbe potuto ben farla mantenendo lo status quo, ma Gorbaciov aveva una visione riformista, una visione in cui la pace e la libertà dei popoli dovevano essere anteposti a tutti. Capì che era importante una cooperazione tra est e ovest e capì che bisognava intraprendere la strada del disarmo nucleare. Gorbaciov era avvezzo a dire: siamo tutti nella stessa nave, la nave terra, e se la nave terra affonda, affonda l'umanità. Ecco, questa fu la grandezza di Gorbaciov, ma questa grandezza di quest'uomo non fu compresa appieno né all'interno né all'esterno. Quello che appariva per certi versi in Gorbaciov debolezza, in effetti fu la forza della sua visione. Noi oggi siamo grati a Gorbaciov per averci regalato 30 anni di libertà. Dal 1991 fino al 24 di febbraio del 2022 il mondo ha goduto una pace senza prezzo. Oggi noi abbiamo il dovere di ricominciare, ecco, partendo dall'insegnamento di Mikhail Gorbaciov, di cominciare a ricostruire la pace sin da queste estreme plaghe della nostra Europa, a cominciare dalle nostre città, dai nostri comuni, soprattutto a cominciare dalla scuola. Bisogna ricostruire una cultura della pace, una cultura per la libertà, una cultura per la giustizia. Che dire, grazie a Gorbaciov noi ricorderemo attraverso questo libro, questo grande statista, questo grande uomo che non va assolutamente dimenticato. Ecco il suo contributo a questo evento di oggi, brevemente. Praticamente noi parleremo della storia di Mikhail Gorbaciov e quindi narreremo tutta la sua storia proprio dalla nascita alla fine. Signora, lei ha dedicato una poesia, ha scritto una poesia? Sì, ho scritto una poesia perché Gorbaciov per me rappresenta l'apostolo della pace, il telamone della dignità, tant'è che il nostro dottore Paolo Cilona lo ha insignito del premio Telamone per la pace, avendo visto in lui un antesignano dell'ecologia dell'anima, della coscienza integrale. È di 30 giorni la prognosi per un agrigentino caduto dal proprio motorino sulla strada che collega il quadrivio Spinasanta con Villa Seta. L'uomo era inseguito da un branco di cani randaggi. La fuga gli ha procurato la rovinosa caduta dal mezzo. Una denuncia è stata presentata contro il comune di Agrigento, a cui spetta il compito di custodire i randaggi. E andiamo adesso a Messina, dove c'è allarme tra i panificatori, 600 imprese a rischio chiusura. Purtroppo la situazione è abbastanza critica ormai, perché le bollette energetiche sono arrivate a essere triplicate, quindi noi non vogliamo né aumentare il pane né licenziare nessuno, però purtroppo se non si agisce velocemente a livello nazionale e si prendono delle misure per contrastare questi aumenti, dovremmo prendere delle scelte. Quindi stiamo aspettando a breve, o anche con questo cambio di governo, di vedere effettivamente se ci sono degli aiuti a livello nazionale. La sua ultima bolletta? 5,7. Mese di agosto 5,7 contro 1,9 del mese di luglio. E poi bisogna anche inserire i costi delle materie prime. Allora, le materie prime, diciamo non quelle di nicchia, ma proprio quelle essenziali per panificare, quindi zucchero, farina, sono raddoppiate. Lo zucchero dai 65 centesimi è arrivato a costare 1,20 euro, quindi è raddoppiato sostanzialmente. Le farine stessa cosa. Quindi sostanzialmente il problema non è soltanto energetico, ma è anche delle materie prime.
Il nuovo governo si sta adesso insediando, ma forse deve mettere a disposizione anche delle risorse importanti. Sì, sicuramente il governo dovrà stanziare dei fondi per far fronte a questi aumenti. Ripeto, noi non vogliamo licenziare nessuno, stiamo cercando di tamponare, ripeto, cercando di risparmiare. Per fare un esempio, anche nelle stupidaggini, qui la mia attività ha sempre avuto le luci aperte la sera, ormai da un mese a questa parte la vetrina è buia, quindi anche la città risente di queste cose, quindi dobbiamo, nel nostro piccolo, quello che possiamo risparmiare bisogna risparmiare, quindi non è soltanto il discorso, diciamo, delle materie prime, delle cose, ma è tutto un comparto che è in aumento, alluminio, ferro, stiamo facendo dei lavori per un laboratorio nuovo, è raddoppiato tutto quello che l'anno scorso costava la metà. La clientela comprende questo momento di difficoltà, perché poi è il cane che si morde la coda. Se voi doveste aumentare i prezzi, c'è magari chi potrebbe non venire più ad acquistare il pane da voi. Ma la gente lo sa, perché comunque questo non è soltanto un problema delle aziende, ma è anche un problema familiare. Anche le famiglie stanno subendo questi aumenti dell'energia elettrica e quindi sanno che noi che non lo facciamo per speculazione. Attualmente comunque ieri nella riunione che abbiamo fatto è stato deciso di non aumentare i prezzi del pane, che è l'alimento principe e fondamentale della tavola, e quindi cerchiamo di tutelare questo per i nostri cittadini. Però dobbiamo avere degli interventi e delle risposte concrete, perché dobbiamo prendere ovviamente delle scelte. Abbiamo tamponato questi 2 mesi, cerchiamo di tamponare il terzo mese, ma dobbiamo avere delle risposte certe a breve scadenza. Ultimo appuntamento di settembre con l'aggiornamento per la situazione pandemica nella nostra provincia. Vi confermo quello che è stato l'andamento delle ultime settimane, che ci vede in una fase di sta tornando un po' indietro questa diffusione, anche se abbiamo sempre il 23% di tamponi positivi, quindi un quarto di persone su quelle testate che sono positive. Ovviamente avete imparato che il virus è un po' meno presente, comunque sempre fra noi, perché un quarto della nostra popolazione ce l'ha. Sul versante dei vaccini la situazione è terribile, perché non riusciamo a incrementarla, e non lo so, mi sa che dovremmo studiare qualcosa di importante per fare in modo che questa nuova dose, che ci protegge dalle varianti 4 e 5, possa prendere finalmente piede. Notizie buone anche per quanto riguarda i ricoveri, siamo al minimo da un bel po' di tempo, cioè questo è il minimo storico da un bel po' di mesi. Per quanto riguarda Ribera abbiamo solo 5 pazienti e nessuno in terapia intensiva, quindi settimana prossima verrà dato l'input per completare i lavori che andavano fatti in questo momento che abbiamo meno pazienti. Io vorrei farvi solamente una brevissima considerazione sull'uso delle mascherine. Avete sentito da domani, quindi oggi 30, domani 1, non abbiamo più l'obbligo delle mascherine, mentre per fortuna il Ministero della Salute ha detto di mantenerli nei luoghi di cura, quindi negli ospedali, nell'RSA. Io vi direi di riflettere un attimo su questo, cioè noi non dobbiamo usare le cose perché ce lo dicono, perché siamo obbligati, noi dobbiamo ragionare. Vi ricordate quella immagine che vi ho fatto vedere con il modo di diffusione dei virus? Se siamo in una stanza, 30 persone, le goccioline, la saliva che poi mentre uno parla grida o canta, tutte queste cose non sono cambiate solo perché il Ministero o un ente ci dice di farlo o non farle. Io vi dico cosa faccio io. Intanto negli ospedali dove ci sono malati è bene usarli per rispetto loro. Io in tutte le stanze, quando entro in un ambiente sovraffollato, in un cinema, in un bar chiuso con tanta gente, uso la mascherina, che non c'è l'obbligo, però io lo faccio per prevenire qualcosa che mi può venire dagli altri, ma anche per evitare che io, che vado girando ospedali, possa trasmettere a qualcuno che magari c'è una persona incinta, c'è una persona anziana. Quindi vi esorto, vi invito a usare la testa, perché il virus, sia questo che l'influenza o altri virus, adesso stiamo scoprendo West Nile, virus delle scimmie, adesso tutto il mondo è concentrato sui virus, però al di là di tutto, per la trasmissione aerea in un ambiente chiuso con tanta gente, io la mascherina la uso, che ci sia o non ci sia l'obbligo. Se vado in un posto dove so che ci sono malati, la mascherina la uso per rispetto dei malati o di persone anziane, fragili e altro.
Quindi questo è il ragionamento che secondo me andrebbe fatto a prescindere da tutti i Vax, Novax e tutte le altre cose. Non trasmettiamo le malattie con il nostro apporto. Siamo giunti alla pagina sportiva. Calcio, gioca in trasferta l'Akragas. I biancoazzurri affronteranno domani il Casteldaccia. Mister, il Casteldaccia che avversario è? L'obiettivo dell'Akragas è quello di portare a casa la 4ª vittoria di fila. Il Casteldaccia ha tutte le caratteristiche di un avversario difficile, la classifica lo dimostra, è solo 3 punti sotto di noi, una squadra che ha una percentuale realizzativa importante e ha fatto 7 reti, quindi una squadra che ha messo sotto la Nissa, quindi diciamo che per noi tutte le partite sono difficili, dobbiamo essere bravi ad avere sempre la stessa mentalità con tutti gli avversari. È chiaro che per noi ogni domenica scendiamo in campo per raggiungere il risultato pieno e anche domani cercheremo di farlo. Tatticamente e tecnicamente che partita ti aspetti? Beh, ho visto un po' di immagine degli avversari, credo che sia una squadra molto, molto brava sulle ripartenze, sulla riconquista, ripartenza improvvisa, quindi dobbiamo essere bravi chiaramente ad evitare qualsiasi tipo di situazione che ci possa mettere in difficoltà. C'hanno dei giocatori là davanti piccolini che ci possono dare fastidio, cercheremo in tutte le maniere di girare attorno a questo ostacolo e di fare nostra la partita. Le tue sensazioni alla vigilia quali sono? Le mie sensazioni sono sempre positive, anche perché vedo la squadra allenarsi con grande disponibilità, con grande applicazione, e i ragazzi hanno assorbito bene la non vittoria di mercoledì, anche perché non tutte le partite si possono vincere, poi è chiaro che la mentalità deve essere quella. Ho visto una squadra mercoledì determinata, non ha sottovalutato l'incontro, ha giocato per onorare la maglia come fa sempre, quindi sono contento, ho delle sensazioni positive. Domani cercheremo di portare a casa l'intera Postempali. Mario Vizzini, l'Akragas domani sarà in trasferta contro il Casteldaccia, l'obiettivo è portare a casa la 4ª vittoria di fila. Sì, l'abbiamo preparata bene, come tutte le settimane, e siamo concentrati già da oggi per la gara di domani. Giochi a centrocampo con 2 mostri sacri della categoria, 2 professionisti come Caccetta e Garufo. Cosa rappresenta per te, cosa vuol dire? Intanto per me è un onore giocare con persone che hanno fatto categorie molto importanti e mi aiutano molto, mi danno sicurezza e sono contento e onorato di giocare con loro in centrocampo. Indossare la maglia dell'Akragas, per te che sei di Grotte, vicino ad Agrigento, cosa rappresenta, cosa vuol dire? Io sono cresciuto nel settore giovanile e fa onore giocare nella prima squadra con persone grandi che hanno fatto categorie importanti. Hai un obiettivo per questa stagione calcistica? L'obiettivo è quello di tutti, di tutta la squadra, che è quello di vincere il campionato, specialmente per chi è giovane come me, è un traguardo importante. Partita casalinga invece per il Licata e c'è grande attesa per l'incontro con il Catania. Ora un Licata atteso dalla prova del 9, forse la più difficile della stagione. La buona notizia è che tornerete a disputare le gare di fronte al vostro pubblico. Cosa si aspetta questo Catania? Probabilmente ancora non è il miglior Catania, quindi può il Licata far male a questa formazione? Ma intanto cominciamo a giocare la partita in casa davanti alla nostra gente, che è un fattore importante. Chiaramente siamo alle prime giornate, siamo alla seconda giornata e ancora le squadre si devono assestare bene, si devono completare bene. Noi sappiamo che abbiamo di fronte una grande squadra, una squadra costruita per vincere. Sicuramente alla fine non sarà semplice, ma alla fine secondo me vincerà perché ha tutte le potenzialità per farlo, perché ha blasone, ha squadra, ha pubblico, c'è tanti fattori dalla loro parte. Però questo campionato è un campionato difficilissimo, dove anche se hai forti squadre attrezzate, non è semplice venirne a capo. Ieri la dimostrazione l'ha avuta anche il Catania, vincendo, anche meritando, vincendo però allo scadere. Significa che è un campionato molto complicato e che se non ci metti, se non ti cali in quella che è la realtà vera, farai fatica. Credo che il Catania, come ho detto prima, alla fine la spunterà perché ha i mezzi per farlo. Negli occhi dei licatesi c'è ancora quel famoso Licata-Palermo, quella vittoria contro quel Palermo che poi vinse il campionato. Si sente pronta questa formazione a regalare un'altra giornata da sogno al popolo licatese? È
Ci proveremo. Certo, ci dobbiamo provare, perché secondo me consapevoli che abbiamo una grande squadra davanti, di fronte, però siamo consapevoli di quello che possiamo fare noi, di quello che sappiamo fare. In queste 2 partite ci è mancato solamente il risultato, però la squadra, come hai detto tu, in principio ha qualità, ha un'identità, è viva, e su questo noi dobbiamo avere autostima e consapevolezza che possiamo fare bene anche contro una grande squadra. Fortitudo partita in trasferta con il Trapani. Arriva il tanto atteso inizio del campionato per la Fortitudo Agrigento in Serie 2 dopo la vittoria del campionato di Serie B in gara 5. Ritorno il coach Cagnardi, l'arrivo di 2 americani, Marfo e Francis, la conferma di quasi il roster della passata stagione, segno di un percorso di crescita che punta sui giovani, coadiuvati dai senatori come il capitano Chiarastella. Si comincia subito con il derby del Trapani. Domenica alle ore 18 la Fortitudo ha recuperato gli infortunati, arriva il primo match dopo una vittoria e una sconfitta in Supercoppa, quest'ultima proprio contro il Trapani. Il coach Cagnardi, da un'analisi, afferma come si comincia subito con una trasferta nelle prime 4 giornate e ci attendono ben 3 trasferte e una partita casalinga contro una corazzata come la Vanoli Cremona, costruita per provare a salire di categoria. Detto questo, il Trapani è una squadra ostica, è un derby, le squadre ancora non hanno un'identità tecno-tattica che mostreranno durante la stagione. I numeri ci dicono che abbiamo subito una sconfitta di 16 punti contro di loro, è una squadra ostica, aggressiva e sicuramente ripresenteranno la stessa aggressività, se non di più. Ci conosciamo, conclude il coach, ma penso che l'impatto tecnico ed emotivo iniziale possano fare la differenza. Si conclude qui il nostro telegiornale, grazie per averci seguito e a tutti voi l'augurio di un buon fine settimana.